Facciamo un applauso un po' più forte che possiamo farlo. Non possiamo sentire queste mani felpate. Bene, io comincio a dare il benvenuto al pubblico in sala che con la presenza, soprattutto in questo periodo particolare, che rivivo il teatro e questo teatro. E poi do un benvenuto al pubblico invece che ci segue da casa, perché di questo evento è prevista una diretta Facebook che in questo momento è appunto in diretta sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Teatro della Canzone Napoletana. Mi riferisco alla pagina Facebook. Questa idea per questo evento è un'idea che è stata voluta fortemente da un vero e proprio motore di energia, che è il nostro vulcanico direttore artistico che ci sta seguendo in diretta e al quale facciamo un grosso applauso, Marisa Laurito. L'idea di questo evento prende vita lo scorso autunno con partecipanti che si sono messi in gioco in una serie di provini e poi, come sapete, la pandemia e il momento particolare ci ha costretto ad uno stop nello scorso inverno. Adesso finalmente possiamo ricominciare, possiamo dare vita a questo talent. Terra e motus, talent e voce Napoli, un talent esplosivo, pensato e voluto proprio per il Teatro Trianon Viviani di Napoli, il teatro della canzone napoletana. E facciamo un grosso applauso a tutti gli artisti, cantanti che parteciperanno a questo evento. Forza, io lo chiedo sempre a voi, perché siete adesso la nostra spinta e la nostra forza. L'idea è molto semplice, avere un talent della canzone napoletana nel tempio della canzone napoletana a Napoli. E proprio in questo teatro prende vita una compagnia stabile composta da artisti meravigliosi, da un'orchestra di musicisti fantastici diretta dal maestro Pino Perris. E veniamo adesso al nostro talent, che ha proprio uno scopo particolare. Lo scopo è questo ed è uno scopo molto semplice, è quello di scovare, dare la possibilità di esibirsi, togliere dalla palude, far conoscere al pubblico i talenti di questa città che magari non trovano posto, vedi anche il periodo particolare, come già sapete e come già abbiamo detto, su un palcoscenico. Il Teatro Trianon di Napoli è un'isola felice dove questi talenti si sfideranno. E in che modalità si sfideranno? Ci saranno delle sfide fino al mese di aprile, per poi giungere a delle finali nel mese di maggio. Come sono composte queste sfide? Sono composte di 4 sfide in 4 mercoledì del mese e i 2 vincitori usciranno direttamente dalle finali di maggio. Ma la cosa particolare è che una grandissima possibilità che mette in campo il Teatro Trianon Viviani di Napoli è questa, che i vincitori verranno presi nella compagnia stabile della canzone napoletana di questo teatro. E a questa possibilità, secondo me, va l'applauso più grande che possiamo fare, sia da qui che da casa. Lo scopo è proprio quello, cercare di vedere dove va la tradizione, la grande tradizione che abbiamo ereditato, la tradizione della canzone classica napoletana, e non è sempre semplice custodire. Custodire è un mestiere difficile, ma soltanto custodendo questo enorme patrimonio, cercando di vedere come portarlo avanti, come farlo conoscere, magari anche arricchendolo di forze nuove, come stiamo cercando di fare, soltanto custodendo può restare nel tempo, altrimenti il tempo non è galantuomo. Quindi in qualche modo noi custodiamo, cercando di scoprire e di dare possibilità a chi fino a questo momento non l'ha avuta. Ma la cosa particolare è che non ci sono solo talenti sconosciuti, giovani talenti, ma ci sono anche talenti che già lavorano in questo settore, che hanno capito, hanno metabolizzato l'importanza di avere questa possibilità e soprattutto l'importanza di far parte di una stabile della canzone napoletana nel teatro che è casa della canzone napoletana. Quindi vedrete talenti di tutti i tipi e vi invito sempre di più a seguire la pagina Facebook del Teatro Trianon, dove ci sono tutte le novità, e tutte le novità invece dei casting che partiranno le potrete vedere sul sito ufficiale teatrotrianonviviani.org. Ma adesso scendiamo un po' più nel particolare di questa serata e di queste serate. Ci saranno 3 giurie, vi spiegheremo tutto, ma come tutti i conduttori seri, anch'io sono accompagnato da una bella conduttrice. La cosa particolare è che io non sono un conduttore serio, però ho voluto anch'io una bella compagna di viaggio, attrice, indossatrice, cantante, ballerina, cucina anche bene, Tiziana De Giacomo.
Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia a Terremotus. Grazie Gennaro per questa bellissima presentazione, però non sono ancora ballerina. Ah, non sei ballerina? No, non sono ballerina. Però almeno cucini bene, questo lo ricordo. Cucino bene, ho anche un blog di cucina, però vabbè, non ci interessa. Visto che siamo qui tutti e due... Però permettimi di dire una cosa, prego. Io volevo ringraziarti e dirti che sono felicissima di condurre insieme a te questo innovativo talent della canzone napoletana, e poi come hai detto tu la canzone napoletana è un patrimonio inestimabile della nostra città e noi ci impegneremo, il teatro anche si sta impegnando per dare la massima visibilità e per non perderla nel tempo. Questo mi fa piacere, grazie di avermi ringraziato. Io mi sono vestito così proprio per non farti sfigurare, perché altrimenti... vabbè, dai, miglioreremo nelle prossime puntate. Invece tu hai trovato la prima tutina che avevi a casa e l'hai messa. Diciamo che io sono sempre abbastanza elegante. Beh, visto allora che adesso stiamo nel segmento dedicato ai ringraziamenti, io vorrei fare proprio dei ringraziamenti ufficiali, li facciamo subito, però questi devo leggerli nella maniera più assoluta. Assolutamente. Perché Dai che ce la non fai, voglio dimenticare nessuno, non voglio dimenticare nessuno. Vuoi una quindi... mano? No, guarda, ce la faccio, non fare battute, ce la faccio, intanto concentrati sulla mia camicia, la vedi? Sì, la vedo, Riesci a vederla? Diciamo siamo molto abbinati, siamo abbinati, colori, miglioreremo nelle prossime puntate. Esatto, sì, siamo la gioia dei daltonici. Assolutamente. Così. Bene, allora partiamo con i ringraziamenti perché sono doverosi per lo sforzo e per la squadra che scende in campo. E innanzitutto il direttore artistico del Teatro Trianon, Marisa Laurito. Grande applauso, ci sta seguendo. Giovanni Pinto, presidente del Teatro Trianon, alla guida del teatro e del consiglio di amministrazione. Daniela Riccio, impegnata nell'organizzazione generale. Paolo Animato, responsabile del nostro ufficio stampa e della comunicazione. Luciano Quagliozzi, direttore tecnico. Costantino Petrone, direttore di palcoscenico. Gianluca Sacco, light designer. Daniele Chessa, ingegnere del suono. Sonia De Rosa, coordinatrice. Tutto il personale del teatro, tutto il personale del botteghino, perché questo teatro è un vanto per la nostra regione e per la nostra città, perché ci crede e noi ci crediamo. Assolutamente. Quindi, poiché io non sono un veggente e non so nulla, il grande segreto delle votazioni e proprio di come va avanti la serata è nelle mani di questa splendida donna, che adesso ci spiegherà tutto. Prego. La patata bollente la passo a te perché sai cucinare, per questo. Allora signori, le serate verranno trasmesse in diretta streaming su alcune piattaforme del web. Stasera verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Teatro Trianon Viviani, quindi mi raccomando anche voi del pubblico cliccate mi piace sulla pagina e seguiteci. I nomi dei partecipanti sono stati sorteggiati per l'ordine di apparizione per evitare appunto alcune situazioni privilegiate e qui, mio caro Gennaro, non ci saranno. Non ci saranno. Poi abbiamo la modalità di voto. Abbiamo gli spettatori da casa, il pubblico in sala che ringrazio e la giuria tecnica. Gli spettatori da casa potranno votare il prescelto cliccando mi piace sull'immagine del concorrente che apparirà nel programma, quindi sempre sulla pagina Facebook del Teatro Trianon Viviani. Pubblico in sala, il gradimento espresso dalla platea verrà monitorato dall'applausometro e dopo spiegherò come. E poi abbiamo la giuria tecnica che stasera è composta dal nostro maestro e regista Bruno Garofalo e poi anche dai maestri Francesco Malapena e Gabriella De Carlo che ringraziamo appunto per averci onorato della loro presenza stasera. Un applauso, infatti, soprattutto va a loro che comunque la parte tecnica, no? La parte tecnica, certo. È quella competente della materia. La giuria tecnica quindi cosa farà? Acquisirà in tempo reale tutti i pareri sia del pubblico in sala che del pubblico da casa e ne terrà conto nel formulare il giudizio finale che sarà, signori, determinante e insindacabile e a fine serata verrà comunicato il nome del vincitore o della vincitrice. Ritornando all'applausometro, al termine delle esibizioni i concorrenti saranno chiamati in palcoscenico nello stesso ordine di esibizione per ricevere appunto l'applauso del pubblico.
Bene, lo sai che l'hai detta proprio bene, quasi quasi ti chiamerei no. ogni mattina alle 6 per farmelo ripetere. Ah, ma che spiritoso che sei. Vabbè, è una parte comunque importante da spiegare, diciamo, anche per i concorrenti e per il pubblico che ci segue da Ma casa. certo, intanto però vi voglio dire altre due novità. La novità è che la gara è in continuo movimento, quindi ci saranno quelli che in gergo solitamente vengono detti ripescaggi, che a noi invece piace chiamare ritorni, perché artisti che hanno colpito in maniera particolare il pubblico da casa, oppure il pubblico in sala, o addirittura la giuria di qualità, durante i giorni di gara possono essere riconvocati per rimettersi in gioco su questo palcoscenico. E cosa ancora più importante, ogni replica di questo talent, ogni giornata di gara avrà un artista noto madrina o padrino della serata. Beh, a questo punto io direi di cominciare la nostra gara. Senza dubbio è il mistero di chi si sfiderà su questo palcoscenico, come sempre, è nelle mani della nostra fata. Dai, ti non è piaciuto? esagerare. Vabbè, te lo devo Io parto subito quindi col primo concorrente. Lo vado a prendere? Lo vado a prendere io, dai. Vai tu, vai, Lui vai, lo vado vai. a prendere Vai. io. Bruno Cuomo! Buonasera. Buonasera Bruno, grazie per la tua Gennaro. presenza. Buonasera. Sei contento che ti è venuto a prendere sta ragazza? Di la verità. Meglio lei che... Beh, no, vabbè. vabbè, io ti ringrazio, certo, ti cancello da Facebook, non siamo più amici e ti blocco su WhatsApp. No. Bruno, possiamo dire insomma che tu sei cresciuto con pane e musica? Sì, diciamo che mio zio era il tenore Franco Ricci, che poi non è proprio mio zio, mio prozio, perché cantava negli anni 50-60, in platea lo ricorderanno, e quindi da bambino, diciamo, la canzone napoletana ce l'ho nel DNA. Nel DNA. Vabbè, come molti napoletani, no? Dico, tutti sanno cantare, forse sarà così. Però sono molto legato a questo teatro, anzi io sono molto contento che mi avete chiamato, perché qui ci sono molti amici, tra i tecnici, abbiamo fatto un sacco di spettacoli, perché per me questo è il tempio della canzone napoletana. Quindi sono contento di tornarci dopo 2 anni, 1 anno e mezzo, ho perso il conto ormai di quanto tempo siamo fermi. Sì. E niente, la possibilità di esprimerci, di dare quello che abbiamo dentro è solamente un gran piacere. Bene, questo è sicuramente l'augurio, quello di continuare, non fermarci e che questo sia l'ultimo colpo di coda di questa pandemia. Bene, io so che tu canti una canzone molto importante e ci farai emozionare, sono tutte canzoni meravigliose questa sera come in ogni puntata, però lascio la presentazione del tuo brano di nuovo a Tiziana De Giacomo, perché a quanto pare le cose lei. difficili Non so le lascia a perché, me. non so perché. Ci vediamo dopo. Allora, di Libero Bovio e di Ernesto De Curtis, Tu canucchiagna Bruno Cuomo. Come bella montagna stanotte, bella così, non l'ho già vista mai. Nana ma pare rassegnata e stanca sotto la coperta e questa luna bianca. Tu cangiani e chiagnere ma vai, tu stanotte a stai, poi a te. Voy a te,
bei amore. Tu cantiani e chiagnere tu stanotte tu stai, poi a te, poi a te, chi suocchia donna, nata nota, voi a te, voi a te, chi stuocchia donna, nata nota, Grazie, grazie Bruno Bravissimo. Cuomo. Ci vediamo dopo, vai pure. Grazie. Grazie, A dopo. grazie. Intanto procedono con le varie sanificazioni i nostri tecnici dietro le quinte, ai quali va un ulteriore applauso per l'assistenza. Bene. E adesso il pubblico da casa può esprimere il suo gradimento con i vari mi piace, ma questa è la prima serata, è lo start. Potete sicuramente seguire sia sul sito che sulla pagina le modalità di ingresso dal vivo nel teatro, perché ci sono possibilità di entrare e di venire a seguire, e vi invito a farlo durante il periodo che ci separa dal secondo evento talent. Bene, forse è il momento Del secondo concorrente. com'è bello dire secondo concorrente, ci fa sentire importanti. Importante, è un talent. È È un un talent talent a tutti gli effetti. Vai sempre tu? Sì, vado sempre io, è una femminuccia questa volta, Volevo quindi andare io, vai sarai tu. contento Vai tu. Vai tu. La chiamo? La chiamo? Sì, ti tocca. Marianita Carfora. Prego. Maria Anita Carfora, Maria Anita. Anita. Perché questo nome composto così con la A grande? In omaggio alle mie due nonne, Alle tue Maria nonne. e Anna, Anita e Anna in spagnolo. Quindi Ma pensa, piccola Anna. sai che non lo sapevo. Non lo sapevo, Maria Maria Anita. Anita, Quindi un po' infatti- napoletana e un po' spagnola. Esatto. Qual è il tuo rapporto con la canzone classica napoletana? E diciamo che da quando ero bambina l'ho respirata in casa, in particolare grazie a mia nonna che ascoltava le canzoni classiche napoletane dalla mattina alla sera, quindi è un po' come se mi fosse appartenuta da sempre, quindi non so il momento preciso in cui ho cominciato, non lo ricordo perché Da piccola, È da praticamente, sempre, da sempre. È da sì. sempre, è da sempre. E diciamo la verità, senza dire il titolo ancora, tu ci racconti una storia? è una serenata disperata, quindi una storia d'amore che però in realtà, nonostante la serenata sia molto molto triste, in realtà finisce bene la Finisce storia. bene, Sì, bene, è una perché ne serenata abbiamo bisogno. autobiografica. Bene. Però non sei da sola. No. No, io sono accompagnata dal maestro Sossio Arciprete alla Sossio chitarra. Prego, Arciprete, maestro. eccolo qui, prego maestro. È maestro alla chitarra, quindi è certificato, è maestro con la chitarra. Bene, io vi lascio nelle mani di Tiziana e come sempre ci vediamo dopo. Grazie. Mentre il maestro si accomoda, ha bisogno di qualcosa a posto. Di Nicolardi De Curtis, voce not, Marianita Carfora. Si sta voce ti scegli da lontano mentre ti stringi
sposo tuoi vicini. Stata sciatata, sentivo sta sciatata, ma fa vedere caro ma suona chi lunghi vicini la strada fa spi perché non può sbagliare sta voce a me è la stessa voce quando tutta e due scornusa c'è parlavamo con voi. Sì, sta voce che canta in tuo cuore, quella che non ti cerca e non ti ride, tutto dormiente e non lontano amore, tutto l'amore e non dormiente antica. E si te bene smania e vuole bene na smania basta correre per bene fuoco che cata brucia come che vasa da chilla che t'importa me. Sì, sta voce che canti in da nottata da se tuo sposo non aveva paura rilla che senza nome e a serenata rilla che orma e che sarà sicura rilla così che canti in da stavi o s'arrabazza amore e gelosia starà chi a niente tocca infamità canti sola ma che canta fa voce sta voce a me, sta voce a me. Marianita Carfora e il maestro Sossio Arciprete. Grazie, ci Anche vediamo voi. dopo. A dopo. Intanto i nostri tecnici si dedicano anche al reparto tecnico sul palco, ma volevo farti una domanda proprio di tradizione così. che ha a che fare con la canzone classica napoletana, anche perché hai detto di saper cucinare, ma nella parmigiana di melanzane, per esempio le melanzane le friggi 2 volte, le friggi una volta come... Allora, devi sapere che la parmigiana di melanzane non è il mio piatto forte. E qui ci vuole subito... Allora, l'ho fatta una volta e ho fatto le melanzane salate.
E Bene, quindi vabbè, ho quindi smesso la di fare la melanzane. parmigiana. Voi, ma giusto per Le sapere, patate bollenti però sono brave. le patate bollenti, sì. Voi le friggete 2 volte? No, No? vedi, c'è Una il sola volta? pubblico, però aspetta, quindi sulla non le parmigiana impanate, si non le divide. friggete. Ah, si divide il pubblico. Sì. Voi di qua? Le impani Impana e le friggi. frigge. Ah, Di là perfetto. invece no, solo fritte. Perfetto, perfetto. Vedi? Vabbè, allora noi faremo anche un talent applicato alla tradizione nella cucina napoletana, così potremo infatti. assaggiare. Ma è il momento del prossimo artista. Sì, del terzo concorrente, Laura Pagliara. Prego Laura. Ciao cara, ciao. Vieni Laura, Ci sono alcuni artisti che noi già che già conosciamo. conosciamo e lo abbiamo detto prima che si sono messi in gioco tantissimi Tutti, sì. cantanti. Bene, Laura Pagliara, diciamo la verità, facciamoci un sorriso. Quante volte ti hanno sbagliato il nome? Allora, puntualmente è Pagliaro per qualcuno, ma soprattutto il famoso GL che a Napoli è difficile. Paglialo. Una cosa a metà fra il napoletano e la dizione, quindi è proprio una Pronunciato botta. bene. Lalla Paglialo. Sì, facciamo... Bene. Laura, senza dire il titolo, ma diciamo la chicca della tua canzone. È una canzone che solitamente viene classificata come anonimo, ma invece... Ma invece anonimo viene classificata, si fa risalire, prima si faceva risalire al 500, poi al XIV secolo e più tardi, nel 1845, abbiamo avuto una riscrittura, o meglio un adattamento del testo da parte del maestro genuino al napoletano dell'epoca e la musica del maestro Cotrou. Cotrou. Esatto, quindi abbiamo avuto una rinfrescata di questo pezzo che tra l'altro è una serenata secondo me meravigliosa. Sì. Che è esattamente come lo conosciamo oggi. Esatto. Bene, allora qui io vado via e vi lascio da sole. Per forza mi vuole lasciare da sola nella parte più difficile. Devi sapere che dire i nomi è la parte più difficile. Di un autore ignoto, Fenesta Vascia, Laura Pagliara. Sospiro mai fatta ittare, guarda sto cuore come una cannella, bella quando ti sento a non manare, l'esperienza della neve fredda e safa a bagnare e tu come si tanta crudele morte mi vire non mi può aiutare. Vorrei davantare no picciotta, una lancella che ravonna in acqua, camana da chi sti palazzuotta, belli femmine me a chi acqua, s'affaccia un'annella dall'angolo, chi è
chiamare amore e non è Grazie. Grazie Laura, ci vediamo Grazie, a dopo. E procediamo a sprombattuto. È il momento Veloce, del veloce. prossimo cantante. Del quarto artista, che è un artista di strada, Gennaro, devi un artista sapere. di strada. Lo chiamo? Sì. Francesco Bevilacqua. Vado a prendere, prego Francesco. Vieni Francesco, vieni. Sicuramente Buonasera. avete incontrato questo volto e la sua voce nelle giornate di sole al centro storico che ha accompagnato le vostre pause e le vostre passeggiate. Sì. Francesco, quanto è stato difficile fare il tuo mestiere in questo periodo? Molto difficile. Metti un po' più vicino. Molto così. difficile, sì, molto difficile. Molto difficile. Io so che però tu sei un uomo di performance, quindi vorrai sicuramente subito cantare. Certo. Che facciamo? Ti lasciamo cantare? Sì, grazie. Ti lasciamo cantare subito? Allora io vado via, questa è una grossa piazza di Napoli e ti lascio con Tiziana. È emozionato. Andrà tutto bene. Di Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri, Mandulinata a Napoli. Francesco Bevilacqua. Grazie. Sera d'estate, lucillo col vento, canto canzone cuore per remaro. Poi è parola più d'amore al vento, poi è parola più gentile e cara. Oh, Dio voglio appena a chi, ma sento, ma de parola più carnale e dura, nasce la vostra credo voglio appena, venga in tuo cuore gioia, sacra ti piena, chi sta in tuo cuore Dio, sai ora tu. Tu mare nobile, buona cara Monia, sai il cielo sembrano, le stelle a voce mia,
Ed eccoci qui, grazie. Bravo, Anche con te ci Francesco, vediamo grazie. tra pochissimo, ma ti devo chiedere di portare il microfono, microfono. con te, Vai. dietro le quinte. Grazie. Bene, Basta, intanto provvedono i nostri tecnici. provvedono sempre i nostri tecnici, il nostro Ringraziamo. direttore di scena, lo ringraziamo. È il momento di un'altra cantante. Purtroppo dell'ultimo concorrente. Dico Dell'ultimo. purtroppo perché sono tutti bravissimi. Gennaro, io lì lo dietro so. io canto anche io e poi c'è la nostra assistente che ogni tanto Sanifica sento che e canta anche lei. canta anche lei. Quindi no, ci tenevo a precisare che comunque rispettiamo anche noi le norme di sicurezza. Quinto concorrente. La chiamo? Valla a chiamare. La chiamo? Vai. Simona Bianco, prego. Buonasera, buonasera a tutti. Vieni Simona. Simona Bianco che si è vestita esattamente come Di il bianco. suo cognome, l'opposto. Lei mi ha detto subito, ti prego, non mi fare domande perché io sono qui per... Cantare. E quindi la lasciamo subito cantare. Parlano per lei questi occhi chiarissimi, ti lascio con Tiziana e ci vediamo dopo. Di Pisano e Cioffi, Nasere Maggio, Simona Bianco. Quando viene appuntamento, guardo mare, guardo il fronte. Se ti parlo non rispondi, stai distratto con me che io ti tengo in tuo cuore, sono sempre innamorata, ma tu invece pensa nata e te stai scordando me. Quando si dice sì, tiene la mente, non si può far morire un cuore amante. Tu mi dicesti sì, una sera maggio, e mo tieno coraggio. E me la sa, e mo tieno coraggio. Sto occhio tuo non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi dicesti voglio bene solo a te. E tra mani mi giuraste, con una mano in coppo cuore, non si scordo prima amore, ma ti stai scordando me. Quando si dice sì, tiene la mente, non si può far morire un cuore amante. Tu mi dicesti sì, una sera maggio, e mo tieno coraggio e me la sa. Dicesti sì, una sera maggio, e mo tieno coraggio e me la sa. Grazie. Eccoci qua.
Bene, Brava, anche grazie, ci Simona. vediamo tra pochissimo, A dopo. grazie. 5 talenti diversi, 5 voci diverse e 5 proposte particolari e tutte di livello. Mentre procedono e proseguono le votazioni da casa sulla pagina Facebook del teatro, noi adesso siamo giunti al momento dell'applauso in sala, per cui chiameremo singolarmente i nostri concorrenti che riceveranno proprio l'applauso dalla sala. Quindi chiamiamo il primo concorrente. Bruno Cuomo. Vieni Bruno. Adesso Bruno si metterà al centro e vi darò io, noi dobbiamo essere una squadra affiatata e forte. Vi darò io il via, quando vi darò il via partirete con l'applauso. Applauso! Grazie Bruno. Prego. Prossimo artista. Marianita Carfora. Vieni Marianita. Lo conosciamo adesso com'è il gioco. Adesso io vi dirò applauso e voi partite. Applauso! Prego, grazie. Andiamo avanti. Terzo concorrente, Laura Pagliara. Vieni Laura. Vedi, hanno imparato, ogni due imparano. Applauso. Grazie anche a Laura. Andiamo avanti con... Quarto concorrente, Francesco Bevilacqua. Andiamo al centro. Già non ha imparato, vedi? Applauso. Grazie. Quinto concorrente, Simona Bianco. Applauso. Grazie. Eccoli qui. Facciamo un grosso applauso a tutti e 5 che ci hanno regalato 5 magnifiche emozioni. E direi che è dura, Gennaro, È dura. Intanto si accomodano in quinta e ci vediamo tra pochissimo perché, Prego, ragazzi, cara a dopo. Tiziana, se mi raggiungi in questa parte del Questa parte, ti piace palcoscenico questa voglio parte? raccontarti che finalmente è il momento dell'artista padrino della serata. Un artista noto che personalmente conosco da un bel po' e che tutti conosciamo. Vogliamo dire chi è? Lo dico io, se Dillo te. permetti. Ciro Capano! Buonasera, Prego, grazie, prego, grazie, Ciro. gentilissimi, grazie. Ciro, molti di noi e molti di voi anche da casa ricordano Ciro in spettacoli magnifici e soprattutto nelle edizioni fortunate di uno spettacolo che è simbolo, che è il Novecento napoletano, e io ho avuto il piacere di conoscerlo proprio in quello spettacolo lì. E poi Ciro ha fatto delle cose straordinarie, meravigliose, ma la canzone napoletana, che posto occupa nel tuo cuore, la canzone classica napoletana? Diciamo è stato il mio primo amore, anche se io non nasco cantante perché non lo sono un attore che canta, attenzione, però sono stato sempre innamorato folle della canzone napoletana perché quando ho debuttato nella sceneggiata Teatro 2000 nel 1974 c'erano i cantanti che cantavano tutte queste canzoni di classiche napoletane, io stavo dietro alle quinte che li ascoltavo, tantissimi, i vecchi artisti, Franco Ricci, Sergio Bruni, Mario Abbate, Enzo Romagnoli, e là mi sono innamorato follemente, anche se all'epoca non cantavo perché, come ti ho detto, io nasco attore, io sono un attore che canta, non un cantante. Però Adesso è chiaro per te? È chiaro, però comunque è una straordinaria Signor cantante. voce, sei straordinario, bravissimo e quindi... È l'amore che mi fa fare queste cose, solo l'amore che nutro per questo lavoro. Invece. Sì. Applauso. Grazie. Questo
tuo incontro con il cinema, che non viene sicuramente da oggi, ma oggi stai vivendo un momento particolare, forse anche inaspettato, anche per il periodo, è stata la mano di Dio. Sì. Che cosa è successo, Ciro? Che Sorrentino mi ha fatto il pieno di vita. Sì, è vero, perché ho avuto questo grande piacere di essere propinato da Paolo Sorrentino, chiamatomi dalla mia gente. Sono andato lì, ho fatto questo provino e l'ho superato veramente con grande emozione, perché ecco, io lo dico ancora e sento dentro di me un'emozione talmente bella, perché forse è stata la cosa più bella a livello cinematografico che mi abbia potuto veramente prendere l'anima dentro. E, guarda, io ne parlo e mi emoziono, perché Sì. è stata una cosa bellissima. Infatti Che ha auguro... interpretato un ruolo straordinario che io ricordo come la parte forse più bella del film. Il ruolo di Antonio Capuano, questo grande certo. regista, che poi non ho avuto il piacere di conoscerlo da vicino, lo conosco di nome, ma certo. non di persona. E mi hanno detto che gli ho rassomigliato tantissimo, però ti devo dire la verità, non conoscendolo, non so che cosa, però le persone che l'hanno conosciuto ho detto guarda, hai preso veramente delle sembianze. La cartina tornasole è proprio il pubblico, perché quando la battuta di un personaggio immediatamente viene inserita nel parlato comune e non ci disuniamo in qualche modo, Sì, no? sono molto contento, devo dirti la verità, non pensavo che uscisse fuori questa parte in questo film, perché ci sono tantissimi bravi colleghi, però ho avuto il piacere che si ascoltano anche per strada, mi è capitato, come ti ho detto prima. Mi racconti, raccontala anche agli amici. L'altro giorno a al casa in sala. semaforo, mentre stavo fermo per aspettare il verde per passare, si ferma una signora, pigia il tastierino. Ah, tieni una cosa riccia! E dimmelo! Questa è anche Napoli poi alla fine. Che la battuta Una chiave. delle battute, perché poi ci sono delle altre battute, però sai, si rimane così. Quella resta, Perché non c'è niente da fare. Non potevo pensare, ecco, però sono molto contento. Bene, nella tua meravigliosa carriera e lunga carriera, tu hai incontrato un genere del quale sei portatore sano. E poi spieghiamo anche in qualche modo qualche novità, che è la canzone di Giacca. Sì, scusami se mi riallaccio al discorso di prima, sarò molto sintetico. Il signor Sorrentino, quando io entrai per fare il provino, aveva il mio curriculum in mano e disse: vabbè, Ciri, hai fatto tutte queste cose, complimenti, ma sai la cosa che mi ha colpito di più qual è stata? Dissi io: ma tu hai fatto la sceneggiata? Sì, dissi, guarda, ho incominciato con la sceneggiata, ma io leggo qua con Beniamino Maggio, Rosalia Maggio, Tecla Scarano, Trottolino, Nino Formicola, sì. Lui mi guardò e disse: ma tu sei stato fortunatissimo a conoscere e a lavorare con queste persone. E poi quando dopo sono finite le riprese, lui mi fece un bel complimento e io sono stato contentissimo, perché ecco, è stato il mio primo amore la sceneggiata, e lui disse: come si vede che hai una forza e vieni dal teatro popolare? E io sono stato veramente fiero, perché la sceneggiata è stato il mio primo grande amore. Ma tu non sai che questa signorina vestita così sportiva, anche lei ha fatto una sceneggiata, e proprio su questo Ebbene sì, palcoscenico. insieme l'abbiamo fatta. Sei venuta, abbiamo fatto venuta a vedere. Zappatore. Sì, Zappatore, interpretavo Elvira. Ma pensa che questa sceneggiata l'ho fatta in America con Mario Merola. Sì, vabbè, interpretata credo in tutto il mondo. Quello che successe nei teatri a Toronto, a Montreal. Hai girato il mondo con Mario, e non solo, non solo. Noi abbiamo inaugurato la riapertura del Trianon Proprio con la sceneggiata. Ecco perché ti volevamo chiedere, ma secondo te è possibile che la sceneggiata, ovviamente affacciandosi alla modernità, ai tempi che stiamo vivendo, possa ritornare sotto un'altra veste? Io me lo auguro, per l'amore che nutro, perché è sempre una... Guarda che la sceneggiata è stato, secondo me, il primo musical, perché per fare la sceneggiata tu devi saper cantare, devi saper recitare e devi saper ballare, perché ci sono i balletti, c'è la recitazione, c'è il canto. E dovevi essere un attore, diciamo, non è il mio caso, per l'amor di Dio, ma ne parlo proprio per rispetto all'arte. Attore completo. Sì, bravo. Sì, vero. E vedi quanti attori che poi sono passati con Edoardo De Filippo, che provenivano dalla sceneggiata, oppure attori che sono passati con Raffaele Viviani, che provenivano dalla sceneggiata. Uno dei grandi attori che abbiamo avuto, come Ugo D'Alessio, la famiglia Fiorante,
la famiglia Moretti, sono tantissime le famiglie che sono partiti con la sceneggiata e sono approdati in un altro tipo di teatro. Beh, speriamo in un ritorno Speriamo della in un sceneggiata. ritorno, ma intanto c'è un ritorno proprio su questo palcoscenico, perché te la dico e ve la dico come news. Ciro Capano farà parte delle prossime repliche di Adagio Napoletano per la regia di Bruno Garofalo, che è lo spettacolo della compagnia stabile del Teatro Trianon Viviani già da fine febbraio. Siamo Quindi contentissimi. sarà con noi. Sono contento di lavorare insieme a tantissimi bravi artisti come Franco Malapena, la mia amica Susi Sebastiano, Salvatore Mero, tanti certo. artisti che già ho avuto il piacere di lavorare. Per me sarà un grande onore ancora. E ti aspettiamo, ma intanto adesso ci farai un regalo. Noi Sì. ci mettiamo buoni lì, non diciamo niente e ci gustiamo questo tuo regalo, che è? Lacrima napolitana. Grazie Ciro. Grazie. Mia cara madre, sta per trasi Natale, e a sta lontano e più mi sa male, come un riallummato tre biancati, come un riasentino s'allugnato. E l'inna mia faceva lo presepe, piattava la mattina piatta mia, facete quando a sera da vigilia, ma si mi sa buia stessa pure. E non ce ne costa lacrima sta America, anni napolitane, onne cace gli agni mocine Napoli, con mia mare stupane. Mia cara madre, che so era nata, perché si chiama padre non so niente. Non tengo qualche dollaro e mi pare, ma non sono stato mai tanta pazienza. Ma sono tutte notte a casa mia e di creatura me ne sento voce, e a buio che sono come una maria. E spadambietta non so figlio in croce, e non ce ne costa lacrima sta merda, anni napolitane, anni cace gli anni mocine Napoli, mia mare stupane. Ma avete scritto da sondolello gli anni e chi l'ha lasciata sta lontana ancora. Che faccia di sì figlia buona mamma, ma ci te la tornate la signora. Io no, io non torno, me ne resta fuori e resta a fatica per tutto quanto. Io caccio persa patria, casi onore, io so carne macella mamma, so emigrante.
c'era questa lacrima st'America, anni napolitane, anni che ci chiamano Napoli, tu mia amara, sto pane. Grazie. Straordinario. Un omaggio meraviglioso. Cominciamo davvero bene con una canzone che porterà tanta fortuna a questo talent e ai nostri talenti. Me lo auguro con tutto il cuore. Adesso- Sono giovani, devono andare avanti, Come poi no. sono bravi. Sì. Intanto ti volevo dire che adesso io devo andare a ritirare la famosa busta segreta con il nome del vincitore di questa serata. E io che devo fare? Mi aspetti qui con questa splendida ragazza. Finalmente Io mi vado e lascia cerco di non sola. farmi vedere che vado. Va a prendere poi la busta segreta, come se fosse un segreto. Speriamo, dai. Speriamo. E un tuo parere, non so, anche sulla serata, sulle voci che Io che sono hai per i giovani. ascoltato? Io sono per i giovani. Sì. E allora ci tengo tantissimo e auguro veramente tutto il bene che portano avanti la canzone classica napoletana nel mondo, come abbiamo fatto tanti napoletani. Certo. Allora, Gennari? Gennaro, è calda? È calda calda? È calda? Vediamo un po'. Lo diciamo? Sì. Lo dobbiamo C'è dire. È una rullo di vincitrice. tamburi? Sì. Ah, non va sono bene. io, non sono io. No, non sei Una tu, vincitrice. Esatto, allora è una donna. Marianita Carfora. Eccola Prego, qui. Marianita. Eccola qua, un applauso fortissimo. Prego, la vincitrice prego. di Vieni, vieni, stasera. Marianita. Complimenti. Complimenti di cuore. Complimenti anche al maestro. Grazie maestro, grazie a tutti. Il maestro Grazie al maestro Sorzio, Sossio, arciprete, Arciprete, mio bene. compagno di musica. Veniamo Venite un po' più avanti, avanti. ragazzi, prendetevi anche l'applauso. E complimenti per questa vittoria, ma una vittoria che condividiamo sicuramente con gli altri 4 partecipanti che hanno dato vita a questa serata stupenda che chiamiamo, Prego, così ragazzi. possono venire sul palco e prendersi il vostro applauso, nella speranza di rivederli in questi ritorni che sono previsti. Eccoli qui. Gennari, se tu Tutti mi bravi, permetti, chiedo tutti. scusa, solo vorrei ringraziare il regista Bruno Garofalo e la direttrice di questo stupendo teatro Marisa Laurito. Grazie di vero cuore, grazie. Grazie e complimenti. Grazie anche a loro. E allora noi continuiamo con i ringraziamenti, ringraziamo il pubblico in sala, il pubblico da casa, la giuria tecnica che è in sala e vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento con il talent che sarà il 19 di gennaio. Seguite la pagina del Teatro Trianon, seguite il sito, insomma seguiteci perché siamo contenti. Ciao! Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Mercoledì Buonasera, prossimo. Grazie.